buon giornalista cosa vuol fare? Vuol comunicare esattamente come stanno le cose, la verità di tutti i fatti, no? E io sono un po' sorpreso, amareggiato perché trovo delle giornalate in questi giorni di un conflitto, di una guerra tra l'Udinese e il Comune per 4 spiccioli. Qua si parla di 20.000 euro, si parla di un IMU non pagata e questo mi dispiace perché tra noi e il Comune abbiamo avuto credo 15-20 anni di conflitti e finalmente grazie al sindaco Onsel ci siamo seduti a un tavolo tra persone ragionevoli, vuol dire che prima noi eravamo gli stessi e evidentemente non erano gli stessi i nostri interlocutori del Comune, no? Abbiamo cominciato a ragionare e quello che io vi dico è senza tema di smentita, perché se dico io che il Comune minimo, avrei piacere che un giorno mi facesse un regalo il signor Sindaco e tirasse fuori tutta la contabilità comunale del costo che ha avuto da quando, lasciamo stare prima, da quando l'Udinese ha preso diciamo, in gestione la squadra, no? Da 28 anni, quanto è costato al Comune, anche con finanziamenti, non importa, il costo finale di questo stadio. Ecco, improvvisamente con la bacchetta magica questi costi sono spariti, azzerati totalmente. Ecco. Oppure possiamo portare un esempio, anche se non sono affari miei, ma scusate un momento, l'esempio penoso del Carnera, che io credo sia un altro caso di un edificio in abbandono, o vorrei vedere tutte quelle costruzioni, strutture sportive, ma non solo del comune di Udine, di altri comuni, cosa rendono o cosa costano alla collettività. Ecco. Allora, volevo solo chiarire un aspetto, mi dispiace che è stato invitato anche qui, sembra che ha messo lo zampino in questa vicenda il perito Johan, il quale, come ricorderete, era diciamo concorrente sindaco, come si dice in termini, che ha perso le elezioni, candidato sindaco, ha perso le elezioni, adesso è l'opposizione, bene che faccia l'opposizione perché è giusto, io non sono contrario, però la faccia bene. Lo avevo convocato, ha detto purtroppo il tempo a disposizione era poco, ho altri impegni, non posso venire. Lo invito prima possibile, quando avrà tempo, a una conferenza congiunta dove lui spiegherà dove l'Udinese o dove il Comune ha favorito, privilegiato l'Udinese in queste operazioni. A mio giudizio ricordo un altro benefattore qui, perché non conosco, saranno tanti nei confronti dell'Udinese, no, del Comune, scusate, che Marco Volpe, che c'è un asilo Marco Volpe che aveva donato 100 anni fa, e forse più, questo industriale della tessitura, no? Ma parliamo del Novecento, aveva donato questo bellissimo asilo in Viale Ledra, mi pare che sia, ed è ancora lì. E questa non è ovviamente una donazione perché noi stiamo costruendo uno stadio che del valore di 50 milioni con tutto un indotto che porterà benefici economici, lavoro
eccetera, no? Per la comunità locale, e toglie al comune minimo 1 milione di costi all'anno tra ammortamenti, manutenzioni, eccetera. E quindi è un'operazione super intelligente fatta da parte del comune, e quindi non ritengo ci sia nessun motivo di discussione, però vorrei appunto che l'opposizione venisse qui ben documentata, no? E spiegare se questa è un'operazione, come dice Pozzo, di grande beneficenza nei confronti del comune, o se è un'operazione di lucro. Me lo spieghi una volta per sempre, poi non torniamo più su questo argomento che è tedioso, che stanca anche la gente, non è neanche informazione ormai questa cosa. Veniamo al dunque, con tutto il rispetto, diciamo, anche dei funzionari, perché dimostrano, diciamo, che si danno da fare, lavorando alle volte anche si sbaglia, si interpreta magari male le leggi, ma vuol dire che sono lì, parlo di funzionari comunali, che sono lì per fare il loro dovere, e quindi io li rispetto, e loro, va bene, vogliono 90.000 euro di IMU, l'IMU non è stata pagata e non verrà pagata, perché adesso ve lo spiegherà bene il dottor Rigotto, perché non è definito che si debba pagare, in parole povere. E se portiamo l'esempio della Juventus, no? Che allora si chiamava ICI, non l'ha pagato finché lo stadio non è stato fatto. Adesso noi abbiamo fatto solo una convenzione sulla carta, pum, un'ora dopo parte 90, che sono 130, perché questa è una rata, 130.000 euro di IMU. Se l'Udinese lo deve, secondo la documentazione a nostra disposizione, in questo momento l'Udinese non lo deve e non la paga. E comunque sono d'accordo di discuterne, e ci sono tutti gli strumenti, tutti i mezzi legali per dar ragione a chi se la merita. Abbiamo un altro argomento che sarebbe a dire una compensazione tra affitti e lavori che noi abbiamo fatto. Noi abbiamo fatto la bellezza in questo periodo transitorio di compensazione tra affitti e lavori da noi fatti per conto del comune di 4.300.000 euro contro un affitto, cosa rappresenta? 800.000. Bon. Loro riconoscono, i funzionari, che ribadisco la mia stima, no? 120.000 euro. Cosa vuol dire? Che loro vogliono fare, magari fanno in questa circostanza, tra virgolette, un po' i piazzisti, cercano di far risparmiare al massimo al comune, però stanno facendo il loro dovere, quindi non ho nulla contro i funzionari. Però 120.000, perché dire formalmente un bene lo avete acquistato con un leasing, cosa che è dimostrata che dalla legge che effettivamente anche il leasing è la stessa cosa, anche se formalmente un leasing è un affitto, non hai la proprietà, però dopo voi sapete che l'automobile la prendi in leasing, alla fine paghi un piccolo riscatto, no? Ufficialmente non è tua, ma a tutti gli effetti è tua, e già la legge lo ha riconosciuto questo. No, un funzionario già mi dice no, voi non potete scalarmi questo bene perché non è vostro. Però ci sono altri fatti che dimostrano che la legge lo ha riconosciuto, e quindi va. Però sono piccoli conflitti tra di noi, stiamo discutendo di 4 spiccioli, e si vorrebbe far vedere che tra l'Udinese e il comune siamo entrati in guerra. Ecco, io sono qua proprio per spiegare questo, non esiste nessun conflitto, qui si va avanti, perché non vorrei che diventasse una turbativa psicologica, anche per legare che martedì, mi pare, finalmente
secondo purtroppo una procedura delle opere pubbliche, noi dobbiamo costruire lo stadio con una gara europea e finalmente tutto questo lungo iter, no, si conclude martedì con la consegna delle buste. No? Non vorrei che chi deve fare le buste serenamente dica in che razza di guerra vespaio io entro, che non hanno neanche cominciato ancora lo stadio e siamo già in baruffa tra Udinese e Comune. Allora io volevo chiarire questo aspetto, che non c'è nulla di conflittuale, che ci sono alcuni aspetti che civilmente, serenamente, legalmente stiamo commentando, discutendo e non c'è assolutamente nessun problema. Però vorrei sentire, questo mi dispiace che non ho avuto la possibilità oggi di avere presente l'opposizione, la quale giustamente fa un'opera di vigilanza nei confronti di chi governa, no? A essere qui a dimostrare quali malefatte avrebbe commesso l'Udinese. Ecco, però spero di poterla rimandare a una prossima recente puntata.